Cari amici, buonasera. Oggi 3 settembre 2010, Renato De Paoli inaugura un nuovo programma di Eder Production Isole Sparse. Abbiamo il nostro fai da te e adesso diamo inizio a questo primo programma di rassegna della stampa della sera delle 19:37. Vediamo cosa ci dicono le agenzie. In primo piano abbiamo il governo con la settimana prossima il nuovo ministro dello sviluppo e Bersani che risponde: ministro dello sviluppo la prossima settimana. E lì questa vicenda si innesta sulla proposta della Bindi, che ha proposto di fare un'alleanza con FLI, che sarebbe il nuovo partito di Fini. Gli risponde il PD: attenzione, niente ammucchiate. E questa è la prima pagina della politica dell'ultima ora. Lago d'Iseo, 2 bambini salvati dall'annegamento. Libero News. Agli esteri invece troviamo un cargo precipita vicino a Dubai, ignota ancora le cause, da liberonews.it 21 minuti fa. 46 minuti fa da Virgilio, un'altra agenzia: Pakistan, attacco kamikaze a Quetta, sale a 53 il numero delle vittime. Ahmadinejad invece 5 ore fa: negoziati sono destinati a fallire, da Teheran. Ma i negoziati israelo-palestinesi, dice, sono destinati al fallimento. C'è una voce discorde nel mondo islamico. Il giorno dopo i colloqui di pace di Washington tra israeliani e palestinesi, ed è quella del presidente iraniano. Per chi vuole approfondire, Il Messaggero. In economia intesa passerà dalla Repubblica. Parole di assenso arrivano dall'amministratore delegato di Intesa San Paolo. Passerà. Germania, un modello da seguire per le banche. Stiamo parlando delle banche, anche lì dalla Repubblica 43 minuti fa, e poi ci sono vari approfondimenti. Borse con il segno più da Piazza Affari 55 minuti fa da Blue Rating. Mentre l'economia di Rubini, problemi in Unione Europea, Stati Uniti, USA rischiano il double dip. Questa non l'abbiamo mai sentita, ma insomma andremo a approfondire. La crescita nelle economie avanzate è anemica. Il deleveraging nei prossimi anni è necessario, ma causerà un ulteriore indebolimento della crescita, che resta sotto la media dell'ultimo periodo. Andiamo invece sul regionale a Venezia 2010, Corriere della Sera 3 ore fa: Somewhere il Protocol. Si è fatta un nome alla faccia di quello ingombrante che ha già come poetessa dell'amore nei non luoghi
e cineasta della solitudine contemporanea, anche ora Sofia Coppola torna a Venezia con un film tutto alberghi, solitudine e ricerca di affetto. Per chi vuole approfondire, Corriere della Sera. Sempre riferito al Festival di Venezia, l'Italia sbarca al Lido con Matti di Celestini, sul Messaggero un'ora fa. Mentre un centinaio di spettatori giovani coperti di piercing e sovrecitati danno l'assalto alla proiezione di Mezzanotte di Machete, il film esagerato di Rodriguez con l'icona di Dash Danny Trejo, i matti di Ascani e Celestini. Per chi ama lo sport, Soriano, gol, l'Italia è ancora viva, su Yahoo 25 minuti fa. Si allude all'Italia Under 21 di Gigi Casiraghi. Lorenzo non ha molto fiducia della moto, Yahoo Eurosport 45 minuti fa, terzo in classifica. Qui parliamo del motociclismo di Rossi, famoso Rossi. Ci fermiamo qua per quanto riguarda lo sport e cominciamo ad approfondire qualche notizia veneta. Allora, fa scandalo alla CGIL di Vicenza che chiede la sospensione della Miss Cameriera. Era un'iniziativa in un bar per selezionare una cameriera. Il concorso di bellezza finisce in polemica, una sfilata per poter lavorare da Virgilio 2 ore fa, mentre il ministro veneto Sacconi sarà a Chioggia domani, se non erro. La notizia è di Libero News 9 ore fa. Poi abbiamo un'agenzia di 5 ore fa circa colletto, riparto, fondo sanitario premierà aziende virtuose. Credo che si parli delle URSS. Basta fughe verso strutture accreditate. Qui abbiamo varie notizie. Quella presa da noi, il titolo è dell'agenzia di stampa ASCA. C'è una notizia per gli pescatori: tra 10 giorni il via delle prove sperimentali. Liberonews.it 9 ore fa, dalle ADN Kronos, l'Italia inizieranno tra una decina di giorni in Veneto le prove sperimentali di pesca entro le 3 miglia per verificare l'idoneità. Poi c'è anche un accenno per la caccia che interessa su ASCA, agenzia di stampa ASCA, e questo è l'ulteriore approfondimento. Invece una notizia che mi pareva interessante segnalare è quella che c'era sfuggita del 20 agosto 2010, federalismo, Zaia, applaudo alle parole del cardinale Bagnasco. È un'agenzia ASCA del 20 febbraio dove appunto concludendo Zaia si complimenta per l'intervento del cardinale Bagnasco e dice: parlare oggi di Rosmini e di Gioberti, come ha fatto il cardinale Bagnasco, ha concluso il presidente, è dentro un processo che finalmente può incominciare grazie anche allo sviluppo della coscienza federalista della Lega Nord. Poi abbiamo una notizia assolutamente vicentina, la vera storia della Rua di Annette Ronchi. Domani ci sarà, dopo 100 anni viene rispolverata questa
tradizione vicentina, e Annette Ronchini su Agenzia Isole Sparse della Venetia, lunedì 30 agosto 2010. Oltre all'invito per domani sera, il ritrovo alle 19:30 tra le colonne della Piazza dei Signori, Annette Ronchini racconta come è nata la prima rua. La prima rua le sta realizzata nel 1270 con la rua del Carroccio dei Padovani, che i Visentini la porta via de notte durante la guerra fra i due comuni. Non potendo portar via il simbolo della civiltà patavina, Iga preferì portarsi via la rua del Carroccio Padovano, che dopo le diventa il simbolo della città di Vicenza e l'ordine dei Novari. Chi vuole approfondire, Agenzia Isole Sparse della Venetia. Dal giornale di Vicenza invece, fisco vicentini poveri d'Italia, 1 su 2 a 1.200 euro al mese. Anche lì da approfondire la notizia su ilgiornaledivicenza.it. Vuoi fare la cameriera? L'abbiamo già visto in Google. Sfila in bikini la CGIL contro il bar di Tezze, è umiliante. In Italia meno auto e più internet, e così cambia la spesa delle famiglie. E poi abbiamo investe un cane e non si ferma, nel Padovano comincia la prima multa. Altra notizia importante per Vicenza, Vicenza UDC e impegno a 360 gradi hanno sottoscritto un documento per entrare in giunta. Nubifragio al Lido di Venezia, mostra del cinema KO. Poi c'è qualche notizia di nera che per intanto, per oggi, che è il primo esperimento, non verremo. Approfondiamo ancora un attimo con il Gazzettino. Treviso, dottoressa di 29 anni si uccide in casa dopo una relazione finita male. La giovane si è impiccata in soggiorno a Padova, dove si stava specializzando in radiologia. Non volevamo dare brutte notizie, invece questa ci è saltata proprio davanti. Allora andiamo a vedere l'arena.it, che ha quest'oggi, ma per chi ha già iniziato va tutto a meraviglia. Non so di cosa parla. Dunque la materna parlano di scuola, la materna acquista perizia tecnica, le aziende, le coccole le fanno anche in inglese. Poi c'è il raccoglitore del tempo a Venezia, Depardieu e altro. Passiamo alle Isole Sparse, dove pugni e bastonate ai volontari del fiume a Legnago, ma è una notizia ancora del 31 agosto 2010. Il branco era giunto per il sentiero della Golena dell'Adige, ma 4 volontari della verbena si sono avvicinati per chiedere spiegazioni e sembra che sia successo un parapiglia. Per concludere, vediamo, arrivederci alla prossima, a domani, alla prossima puntata, perché non siamo impegnati, ma è da Production Isole Sparse, Renato De Paoli.